31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre gran finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella. 3 persone sono state soccorse dal personale medico-infermieristico questo pomeriggio per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la ex strada provinciale 13 a Caresana in comune di San Dordigo della Valle. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la persona che conduceva una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita in una scarpata. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Attivati anche i vigili del fuoco. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico le 3 persone che sono state trasportate all'ospedale di Catinara, tutte e 3 in codice giallo, fuori pericolo di vita. L'amministrazione comunale di Monfalcone, nell'ambito dell'ampio progetto di riqualificazione delle terme romane, intende realizzare un parco pubblico sistemato a verde con funzione ricreativa nell'area che sarà oggetto della bonifica, che interesserà una superficie di 40.000 m² nel settore est e che servirà a ripulire l'area dalle ceneri pesanti provenienti dall'ex centrale elettrica. Attraverso il piano d'adozione per la riqualificazione dei siti orfani, il Ministero della Transizione Ecologica ha assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia oltre 9 milioni di euro, 4 milioni dei quali sono stati destinati al sito orfano delle Terme Romane di Monfalcone e verranno utilizzati per effettuare la messa in sicurezza permanente del settore est. All'interno dell'area bonificata l'amministrazione intende offrire alla comunità anche un parco verde al fine di rendere l'area fruibile in armonia e coerenza con la presenza dell'attuale complesso termale e del suo prossimo sviluppo wellness previsto nell'area del settore ovest. I lavori si dovranno concludere entro il 2026. Dalla Sicilia e da tutta Italia alle Alpi friulane per visitare cantieri forestali, aziende e contesti montani, pedemontani e di pianura, caratteristici del territorio regionale, come i boschi planinziali di Muzzana, ottenendo così una visione d'insieme a 360 gradi del sistema forestale. Per la terza volta gli studenti di Scienze Forestali e Ambientali dell'AUSF Italia, Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali d'Italia, tornano a Paluzza, ospiti del Centro Servizi per le Foreste e le Attività di Montagna del Friuli Venezia Giulia, per partecipare, quest'anno in 25, ai workshop di approfondimento sul sistema bosco-legno FVG. Le giornate formative organizzate dal cluster Legno Arredo Casa Friuli Venezia Giulia e Legno Servizi Foresti Cluster FVG, in collaborazione con la Regione, il Comune di Paluzza, il CESFAM, l'AIBO e per la prima volta l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Friuli Venezia Giulia e il Consorzio Boschi Carnici termineranno venerdì 27 ottobre. Dal 31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre gran finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella.